and up there, here, up there, up everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Si chiama Frank, viene da Mazara del Vallo, è un mago delle trasformazioni, ma questa sera è qui con noi appunto per spiegarci il segreto del suo successo. Ciao Frank! Ciao, ciao Alberto. Allora, Frank, piacere vederti. intanto Sì. Frank è il tuo nome d'arte, giusto? Sì. Ti fai chiamare Frank nel Sì. mondo dello spettacolo? Certo, sì. Allora, ascoltami. Ho deciso di fare così appunto per questo. Sì, mi hanno parlato bene di te. So che sei stato in diversi spettacoli, insomma. Sì, mi hanno chiamato così nelle varie piazze dappertutto, alcuni spettacoli dove che ci sono praticamente quelle tradizioni, diciamo, delle fiere, cioè, dappertutto sono stato comunque. So che sei stato alle selezioni del Grande Fratello. Sì, anche Isola dei Famosi l'anno scorso pure, Sì. tutto il mondo mi ha visto in TV e su Rai 2, che purtroppo dovevo essere prescelto, ma purtroppo all'ultimo minuto qualcuno... So che ti dovevano chiamare anche a Canale 5. Sì. La rete Mediaset? Sì. Come mai non ti hanno contattato più? Non lo so, forse è successo un qualche cosa che Hanno perso il purtroppo- numero molto probabilmente. Ma sicuramente di sì, però sto continuando a partecipare e a mandare tutti i miei video che faccio attraverso tutte le televisioni o tutti i centri casting di Roma, eccetera, eccetera. Ma purtroppo, sai com'è? Ho visto un tuo spettacolo dove tu partecipavi con 2 pappagalli addirittura. Sì, quello era a Roma, Torvaianica di Roma, ok. quando ho fatto la selezione degli Storie delle Famosi l'anno scorso. Con i pappagalli? Sì, uno qui e uno là. Ed erano un maschio e una femmina? Sì. Un maschio e una femmina. Sì, bello comunque. A questi pappagalli cosa gli facevi fare? Le tenevo nella spalla, le facevo mangiare attraverso la mia bocca, Ok. così, ma è una cosa meravigliosa. Sì. Comunque ho partecipato, a parte quelle, anche a serate in Sicilia, a Catania, sono stato verso Messina più o meno, cioè, piccole recitazioni che purtroppo... L'amore per lo spettacolo tuo Sì. è proprio uno strano amore siciliano. Giusto, si può esatto. dire proprio strano amore, ci sta davvero. Certo, veramente. Perché Vabbè, mi hanno giustamente- detto anche che tu sei un mago delle trasformazioni, cioè ti Sì. sai trasformare in diversi Sì, in personaggi. qualsiasi cosa, sia nel parlare, sia nel vestire. Fra poco sia ci nel- farai vedere qualche trasformazione, perché Sì. qua i telespettatori ti vogliono vedere all'opera, mi raccomando, Certo. facci fare figura. Certo, Va bene, certo. Frank, parlaci un po' di te. Io praticamente sono un cantautore, da tanti anni che continuo a scrivere sempre canzoni, ma sai come tu puoi immaginare, se non c'hai una... Hai inciso qualche CD ultimamente? Ancora no, ma sto già preparando. Esatto. Imminente E in lavorazione? usciranno 4-5 canzoni. Esatto. Sto preparando, infatti, sto scrivendo anche la mia biografia, che purtroppo, sai, ogni cosa... Certo, è la sul biografia tempo. ci vuole d'altronde. È una vita intera, quindi da quando avevo 3 anni, quindi Sì. pensa che cervello, quindi. Però sai, Praticamente il mondo dello spettacolo ce l'hai nel sangue, Frank? sì, perché tanti anni fa, da ragazzino, ho mandato tutti il mio video, sia i miei foto, le immagini fotografiche, dappertutto, in tutta la RAI, Certo. dappertutto. Però sai, nella vita se non c'è qualcuno che ti dà una spintarella, non vai da nessuna parte. Va bene Frank, parlaci Io- un po' di te, perché io i tuoi sono fan recitare. che ti stanno vedendo in televisione, perché sicuramente molti telespettatori ti stanno riconoscendo. Certo. Parlaci un po' di te, come passi il tempo, Sia nelle com'è Marche, il sia mondo dello dappertutto, spettacolo mi visto conosco. da te, il mondo dello spettacolo. Allora, io sono un comico, un attore brillante, un attore drammatico, ma lo posso fare senza copione, perché il vero attore per me è questo. Cioè hai tutto scritto nel cervello Il praticamente. cervello, cioè io posso fare senza copione. Cioè quello che il cervello ti dice, tu trasmetti alla Sì, persona. esatto. E questo è bello, è Non solo. una cosa rara, è un dono di natura. Io, una cosa bella, una virtù del mio cuore che mi esce, che se io dovessi magari, chi lo sa, punto interrogativo, dovrei andare nel mondo dello spettacolo, ho sempre desiderato un qualche cosa di bello.
aiutare quei poveri bambini che hanno papà e mamma, Certo. dei miei piccoli introiti, quelli che staranno, Certo. una parte sarà disponibile per loro, perché Certo. desidero proprio questo, perché Esatto. mi spoglio oggi che non ne ho, figuriamoci quanto ce l'avrò se avrò fortuna. Certo, questo è un pensiero bello. È quello una che cosa c'è. meravigliosa. Esatto. Va bene Frank, ritorna alla domanda precedente. Parlaci un po' di te, come passi il tempo, cosa fai nell'arco della giornata. Beh, di solito scrivo sempre, Fai sempre- cammino con un registratore dentro la macchina, Esatto. magari... E questo è importante, Sì, perché al giorno d'oggi quello che si vede si deve registrare, Sì. bisogna approfittare del momento. Grazie. A volte scrivo dei testi di canzoni così parlando, Esatto. e poi a casa incomincio a scrivermele e già li metto in mio ritmo come viene cantata quella canzone. Che È una poi cosa prossimamente pubblicherai, Sì, giusto? sì, esatto. C'è stato un cantante nostro famoso, Nino D'Angelo, Nino D'Angelo. che purtroppo mi ha fatto mettere a piangere, mi ha fatto commuovere. Addirittura. Perché un giorno disse lui in TV che una canzone in 2 ore, in una nottata si può anche scrivere, e io avevo fatto così. Certo. E purtroppo mi sono un po' emozionato perché ha detto lui la verità, perché mi è capitato a me che non sono un grande cantante. Comunque io ti dico una cosa, l'uomo che piange secondo me è l'uomo più forte. Sì. Sì. E non Perché mi servono i copioni. bisogna anche avere coraggio a Ma su piangere. tutto quello che faccio non mi servono i copioni, non ho bisogno. Va bene Frank, allora fra non molto ci farai vedere qualche tua esibizione. Sì, sì. Va bene, allora Frank, in questo Potrei momento... anche essere invitato anche, Sì. in qualcuno che Certo, magari... cosa ci farai vedere? Ma potrei anche farti vedere o Franco Franchi o Olio Stelio, quello che vuoi. O Charlie Ceppi, non c'è problema. Esatto. Allora cominciamo intanto con Franco Franchi. Sì, Poi fai vedere... anche Olio Stelio oppure Charlie Ceppi, quello che vuoi, è lo stesso. Allora, Oli e Stegli dopo. Charlie Ceppi Sì, subito vabbè, dopo. Sì, magari Allora, la camminata perché... cominciamo con Franco Franchi. Sì. Va bene. Per cui, amici telespettatori, vediamoci l'esibizione di Frank. Vai regia. Ciccio, quante volte ti ho detto sempre, sono da mia nonna, disgraziata. Come che sei così disgraziata? È morta mia suocera. E io sono andato a trovarla e mi ha fatto vedere i denti. Dove sei? Ciccio, aiutami! È morta mia suocera! Dov'è? Ciao, olio, mi raccomando, la nonna è stata tutta malata. Quante volte ti ho detto sempre ignorante, soltanto il cittadino che è stata tanto bene con noi. Oh, lascia stare. Lascia stare, ignorante, prendi il telefono. Prendi il telefono, cretino, ignorante. Ho detto salutami tanto al cittadino che state tanto bene con noi. Oh, Stelio, cosa vuoi mangiare? Vorrei una bistecca alla milanese. Come fai alla milanese, ignorante? La vuoi impanata? Sì, la facciamo impanata. Oh, ignorante, milanese impanata, cretino, sei proprio un ignorante. Che mi facete un caffè? Fate un caffè, che sia un caffè buono. Mi raccomando, perché altrimenti te lo lascio qua e non lo paghi proprio. Hai capito? E non mi fai incazzare, perché se vedo qualcosa che non va, io ti prometto te lo pago da capoccia. Hai capito? E non parlare, perché non pago neanche.
non te lo paghi proprio sto caffè. Se mi piace può pagare doppio, se non mi piace non può pagare, poi ti pago sto paga poccia. Io sono uno di Napoli che purtroppo sono nato a mezzo a gente buona, gente cattiva, sono nato dappertutto, capite? Però mi arrangio come meglio posso. Automaticamente sogno sempre che sembra tutta delinquenza, mi chiamo delinquente, mi chiamo deficiente, ma a me non me ne frega, perché quando mi girano veramente me ne vado a cosa e mi faccio due belle spaghetti a pomodoro. È quello che viene bene e non me ne frega niente di tutta l'umanità. Che devo fare? Yes! Perfetto Frank, era una bellissima esibizione, complimenti, complimenti davvero, sono rimasto allibito, con gli occhi spalancati, proprio una cosa eccezionale, ma poi ci vai proprio uguale. Sì, ma poi sai qual è bello? Che dovunque vado, nelle ti riconoscono, arrivi, non lo mai, ma tu devi camminare in certi parchi tu devi camminare con carta e penna, così fai. Ma devo fare così perché d'altronde complimenti davvero. Sei un grande anche tu, perché ascolta, in questo momento ci sono i tuoi fan, le tue fan soprattutto che ti stanno riconoscendo in TV, certo. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai Frank. Se volete chiamarmi, qualcuno che magari ha bisogno di fare qualche serata o barzellette o fare ridere, insomma, potete chiamarmi. Il numero posso darlo a Alberto, come potrei anche dirlo adesso. Potrei anche dirlo adesso? Certo. 39 20 20 11 53. Io sono qua, vi aspetto per fare strada e aiutare gli altri. Perfetto, questo era un bellissimo messaggio, per cui chiamate Frank, il mago delle trasformazioni. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Ok, Frank. Ciao ciao. Oh yeah!